che la Vergine Maria che si trovava nella chiesa di Longarone, quando ci fu il disastro, venne portata dalle acque del Piave per 100 km fino a Fossalta di Piave, dove fu trovata. Allora questo ha creato un grosso legame tra Longarone e Fossalta di Piave. Oggi quel filo che lega Longarone a Fossalta di Piave viaggia anche su uno spartito musicale grazie all'Associazione Culturale Concentus Musicale Veneto, formata da professionisti e appassionati di musica, con un occhio speciale alla formazione dei giovani musicisti. E si inquadrano anche così, proprio alla chiesa parrocchiale di Fossalta, questo è il prossimo sabato, i primi passi del festival Il Paesaggio Musicale Contemporaneo, iniziativa che segue l'opera Vaillant prima, durante e dopo, una tragedia italiana, promossa dall'associazione e andata in scena durante la commemorazione del 60° anniversario della tragedia. Noi fisicamente siamo in 4-5, no? Dopo ci avvaliamo di studenti, ci avvaliamo di ragazzi del conservatorio per determinare il tipo di programma che vogliamo portare a termine, insomma. Quindi coinvolgiamo più musicisti possibili proprio per questo motivo qua.